Siamo qui con Daniele Gadaleta della Roller. Allora Daniele, tripletta decisiva, di solito sei un uomo di sostanza, per questa partita hai marcato 3 reti, diremo anche uguali, e quindi hai spaccato la partita di fatto. Sì, soltanto che non è stato facile perché purtroppo quando stai in 4 contro 3 può essere che o lo prendi o lo fai, non è facile farne, soprattutto saperlo sfruttare, perché ok un gol può succedere, ma farne 3 è come se abbiamo un po' spezzato la partita e è stato molto utile saperlo che l'abbiamo sfruttato bene. Però visto che lo schema probabilmente è ripetuto, poi probabilmente ti sei trovato tu nella posizione di dover marcare. Sì, l'avevo potuto trovare io come si poteva trovare un altro, cioè lo schema più o meno l'abbiamo seguito, quindi potevo stare io come poteva stare un altro alla fine. Allora, partita dura, avete tenuto botte nel momento in cui il Serenio sembrava prendere un po' campo, poi avete resistito, poi c'è stato questo episodio di espulsione e l'avete gestito. Probabilmente il mix di esperienze della squadra tra giovani e gente un po' più grande riesce a gestire quella che è le due fasi. L'allenatore è stato anche molto bravo a saperla gestire, perché ogni volta che vedeva che qualcuno perdeva la testa o perdeva comunque il controllo della partita l'ha cambiato, quindi va un complimento anche a Valerio che ha saputo gestirla molto molto bene. L'obiettivo di questa roller? Ora che siamo qua iniziamo a ballare e vediamo se riusciamo a salire in A1. Grazie mille.